o a quella parte di destra che è disposta a discutere di merito, non a chi fa propaganda per la propaganda. Questo vale anche per Fontana in Lombardia, come per il nostro Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Io penso, sono convinto, che questa idea di autonomia che decentra tutto quello che si può decentrare, e che francamente se la decisione resta al centro è solo una perdita di tempo. Io voglio i ministeri più forti sulle linee guida e non meno forti, ma inesistenti sui processi autorizzativi. Io non capisco perché debba dire l'ultima parola un ufficio romano su un investimento che uno deve fare per dragare ad un certo punto un'insenatura. Fissiamo le norme e si rispettano. Chi non le rispetta dopo paga. Ma se si rispettano mi fido ciecamente del sindaco, come mi fido ciecamente del Presidente della Regione. Cioè questa cosa di essere considerate controparti non è dignitoso per la nostra storia istituzionale. Ecco perché, perché tutto questo? Tutto questo per consentire a chi vive sul territorio di redistribuire. E altrimenti, lo diceva Monica prima, non si capisce perché ci sono aree di periferia che hanno meno opportunità di aree centrali. E questo, guardate, non solo sugli investimenti, anche su quelle materie LEP, scuola, sanità, trasporto pubblico locale e assistenza,